Grande mio amore! Amore mamma me. Quando sono con lei anche i dolori si calmano. Adesso vabbè io non ho dolori, però all'inizio sono arrivata a casa che avevo problemi e le tenevo la zampa, eravamo tutte e due sul divano e le tenevo la zampa e i dolori si calmavano perché io mi rilassavo insieme a lei. Barbara Guerra e Joy, un binomio inseparabile che però non poteva affrontare la chemioterapia insieme. Una battaglia di civiltà portata avanti insieme al marito Antonio e all'associazione Angeli con la Coda che ha finalmente visto la vittoria. Il 10 giugno rimarrà nella storia dell'oncologia veneta perché per la prima volta in un ospedale regionale, durante la sessione di infusione, la Labrador Joy ha potuto assistere Barbara nel reparto oncologico di Montebelluna per tutta la durata della somministrazione. Abbiamo avviato la prima seduta di chemioterapia con il proprio animale d'affezione, quindi siamo contenti che la Pet Infusion è riuscita ad entrare in azienda. È il primo caso, la prima paziente e con la raccolta fondi ci ha consentito appunto questo caso sperimentale. Speriamo che ci possano essere degli altri casi per andare incontro alle necessità dei nostri pazienti e di poter consentire a loro di raccogliere la terapia con il proprio animale d'affezione e quindi allietare una situazione sempre difficile per i nostri pazienti. La sperimentazione ha coinvolto la direzione medica, il day hospital, il risk management, il servizio aziendale per la prevenzione del rischio infettivo e il servizio di igiene urbana veterinaria. Insieme si è definita una procedura aziendale che disciplina l'accesso dell'animale in condizioni rigorosamente controllate e previamente autorizzate. Ma dietro a tanto lavoro il risultato è evidente. La felicità di Barbara, Joy e Antonio non è nemmeno descrivibile e per chi volesse donare la raccolta fondi continua. È una gioia, come dico sempre è una gioia, in tutti i sensi lei, veramente. Vieni Gioia. Veramente, io mi ritengo molto fortunata perché in tutto il decorso della malattia sono stata assistita veramente, mi sentivo una principessa, si può dire. Mancava Joy, ma poi è arrivata anche la Gioia. È abituata a vivere anche lei la malattia con me e di conseguenza siamo sempre insieme.